Mio padre che parlava della guerra, mia nonna... In diretta sulla cosa? È in diretta sulla cosa, al canale Sì. 10. Beh, io sono solidale con questi parlamentari che hanno avuto l'idea di protestare contro il silenzio della stampa e della televisione rispetto a una riforma che è sconvolgente della Costituzione. Quindi questo è stato l'unico modo per rompere il muro di omertà e di silenzio che avvolge questa riforma, che è pericolosissima, perché noi rischiamo di trovarci di fronte a una forma di presidenzialismo che è l'anticamera della dittatura, e la gente non lo sa e vogliono fare le cose in silenzio senza che la gente sia informata del contenuto devastante di questa riforma costituzionale. Quindi do tutta la mia solidarietà ai parlamentari e gli dico che questa è stata una iniziativa che da condividere da parte di tutti quanti noi. Io sono molto felice di questa, perché altrimenti noi restiamo bloccati e rischiamo di subire questa riforma della Costituzione senza che i cittadini sappiano che cosa voteranno, perché noi vogliamo che passi questo intervallo di 3 mesi per avere la possibilità di far conoscere ai cittadini l'importanza delle riforme che si vogliono fare. Grazie. Grazie a lei. Sono d'accordo, sono solidale con voi, nel senso che ritengo che voi facciate bene a sostenere questa battaglia in difesa della democrazia e della Costituzione. Questa non è una battaglia in difesa del movimento, ma noi vogliamo ringraziare il Movimento 5 Stelle perché difendendo la Costituzione difende tutti i nostri diritti. Sono attimi di emozione incredibile. Non so trovare le parole per descrivervi quello che stiamo provando in questo momento.